Target, secondo obiettivo puntato su territori, natura, sapori e tradizioni dell'Istria croata. Cuore rosso cacao dal sapore mediterraneo, immerso nel mare Adriatico. In questa seconda puntata scendiamo lungo la costa occidentale istriana fino poco a nord del capoluogo, rappresentato dalla storica città di Pula, Pola. Arriviamo con il nostro camper a Fagiana, o Fasana, punto d'imbarco per le isole Brioni, parco nazionale proprio di fronte e che tratteremo in una prossima occasione. È una località più di altre legata al mare, un mare straordinariamente limpido e a quel che sa offrire. Il nome di Fagiana si accompagna anche a quello di un pesce spesso sottostimato, come la sardina. Incontriamo Danica Tomasic, della Barca Luna, che ci racconta moltissime cose interessanti sul pesce e sul mare. Un vero peccato non poterle riportare tutte nel poco tempo a disposizione. Pescatori che hanno fatto della loro attività anche un'attrazione turistica, con contenuti didattici e occasione di manifestazioni e incontri con il gusto. Fasana in tempo di ex Jugoslavia siamo stati chiusi per i stranieri perché il parco nazionale in quell'epoca era le isole residenziali del presidente Tito. Quindi in quell'epoca nessun straniero non poteva venire a Fasana e perciò Fasana è restata così piccola e abbiamo una grande tradizione della pesca. Tempo fa, ancora in tempo di austro-ungheresi e poi di italiani, avevamo anche la fabbrica della salatura delle sarde. Quindi avevamo anche le barche che andavano a pescare le sarde. Il nostro sviluppamento in turismo abbiamo basato sulla pesca, sulla nostra vera tradizione. Da quell'epoca abbiamo fatto una scuola di pesca, una piccola accademia dei pescatori che si chiama la Sarda. Invece adesso noi andiamo a tirare sulle nostre reti che abbiamo calato ieri sera. C'è una carta marittica che segna alta marea e bassa marea. Ah, ecco, sì, alla marea proprio. Sì, e le ore, quando che cambia. Sì, certo. Che vuole sempre calare le reti come che va la correntia. Sì. Non verso la correntia, come che va. Se va in giù, se cresci in su. Se no le reti si impiegano, vanno tutte in un monte, come che dico. Sì. E così quando che ti cali, come che va la correntia, così le reti si ben stirano. Questa è una tripla rete. Da fuori sono grandi maie, in centro sono piccole e dall'altra parte sono grandi maie, quindi 3 reti insieme. Queste piccole maglie sono più lunghe di quelle grandi, così fanno la sacca, no? Quando che pesce rientra dentro la sacca, pesce non gara retromarcia, lui deve girarsi e quando che si gira la maglia grande non gli permette di andare fuori. Questa è la rete per pesce che non ha le spine di fuori, come la seppia, come la soiola, pesce che è lissoso. Questo sarebbe la rete per i squali, basta che un squalo sia una rete, non è 3 reti insieme, basta che il squalo mette il naso dentro, tira la rete, indietro va in un'altra maglia e poi lui si voltissa così. Questo è un piccolo tremolo, una specie di razza. Lui vive in sabbia e ha l'elettricità fino a 80 volt. Perché che serve? E come produce questa elettricità? Lui si nasconde in sabbia
non si muove tanto. Quando che un altro pesce viene vicino, lui molla l'elettricità, quindi dà la scossa, il pesce si ferma e lui lo ingiottisce più facile. La seppia che caverò la bocca per mostrare che ha i denti come un uccello, come un pappagallo. È colore nero, ha volato, vede adesso come che la butta fuori al nero e la va indietro. Ecco, così. Questa è una soiola, saltfish. Come tutto il pesce che vive in sabbia, del sopra è marrone, del sotto è bianco. Questa è vera soiola, perché da tutte e due parti la è ruvida, se la vadi con la mano in su è ruvido e qua è ruvido. Invece quell'altra, questa è anche la soiola, ma non è stessa, questa è ruvida e questa è lissosa. E quindi è una finta? No? No, questa è la soiola di bassa marea. Bassa marea? Sì, di non profondità. Invece questa è la vera soiola, queste sono rare, sono poche, invece quelle si pescano settembre fino a febbraio, tantissime. Ecco, questo è un scorfano, un pesce pericoloso che ha veleno e bisogna stare attenti come cavarlo fuori dalla rete. Tutte queste spine di sopra hanno veleno. Non morirete di questo veleno, però potete avere 6 grossi problemi, 6 grandi dolori e anche gli ossi possono infiammarsi e non va facilmente via, come l'artritis, le resta sempre. Da sotto ha anche le spine pericolose. È buonissimo per mangiare, solo bisogna stare attento delle spine. Quindi meglio di tutto, come che faccio io, stringere la testa, che lui verse la bocca, mettere il dito dentro, con le forbici tagliare via le spine e poi si gratta, si pulisce per mangiare. Noi diciamo qua scarpocci, perché c'è una scarpena di sasso, veramente del fondale duro di bassa marea. Questa è una triglia, un barbon, fa parte delle triglie. La triglia è piccola e vive in sabbia, invece questo è della roccia. Di fronte alla marina di Fasciana c'è proprio il ristorante Marina, dove un bravo cuoco ci fa vedere da vicino uno dei modi più squisiti per preparare le protagoniste, le sardele. Sardine ripiene. Primo, queste sardine pulite. Quando è sardine pulite, togliere osso. Ok, togliere osso. Pancetta. Un po' di parmigiano. Un po' di finocchio. Prezzemolo. Caperi. Adesso mettiamo pane grattugiato e erbe cipollina e fare da pesto. Il tempo per fare da questo pesto è 2 minuti. In questo pesto mettiamo olio di extravergine. Sì, mettiamo in una casseruola sopra olio extravergine di oliva. E mettiamo pesto sul filetto alla sardina e tocchiamo. Quando è finito, mettiamo cirio pomidorini, un po' di olio extravergine di oliva. Adesso mettiamo pane grattugiato. Quando questo lavoro è finito, mettiamo al forno da temperatura 180. Questo è piatto sardelle ripiene. Io consiglio vino secco Malvasia. Buon appetito. Ed ora godiamocela tutta la natura e lo splendido mare di questa parte dell'Istria meridionale, concedendoci il più totale relax.
conclusione di questo primo incontro con Fasana, merita una visita al B-Village nella località Val Bandon, in direzione Pola, un vero paradiso per i vacanzieri di tutti i generi, dai più attivi e sportivi a quelli più rilassati. Sempre impreziosito da un mare straordinario. Tripping over my words when I talk to you, stumbling down the street when I walk with you. I never know what you're about to say when you look into my eyes that way. 3 words is all I hear, I love you. Love, 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 loving you. Love, 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 loving you. Like the sky above is blue, baby, you know I love you. Al prossimo Target in Terra d'Istria. Non mancate!